Buongiorno a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Oggi abbiamo un ospite davvero speciale, io sono molto emozionata, vi presento una persona che ovviamente molti di voi conoscono già, il professor Paolo Sceusa. Buongiorno Ciao, professore. grazie a voi che mi ospitate, grazie a tutti. Buonasera. Grazie di aver accettato il nostro invito. Il professor Sceusa è un ex magistrato ed è molto attivo in questo momento, soprattutto all'interno, diciamo, dei movimenti a favore della Costituzione. Il professore ci ha chiesto, da vero magistrato divergente, di andare nell'ordine inverso delle nostre domande. Per cui noi partiamo dal passato. Caro professor Sceusa, che cosa le ha ispirato poi tutto questo suo fervore in favore di diciamo, un tema così importante come il rispetto della Costituzione? Ma se intende quale fu la spinta che mi portò da giovane, ecco, in età giovanile o giovane, a scegliere di occuparmi di quello di cui mi sono occupato per la maggior parte della mia vita, cioè della magistratura, quindi dell'applicazione delle leggi in modo terzo, in modo imparziale, a partire dalla Costituzione, certamente quella è la fonte suprema. E dirò che nel momento in cui ho cominciato a studiarla, quando dovevo fare la scelta dopo il liceo, a che facoltà iscrivermi, eccetera, scoprì che nella Costituzione erano menzionati come diritti fondamentali dell'essere umano e poi anche della nostra società e quindi del vivere civile, proprio quei diritti che già da studente mi avevano appassionato, mi avevano portato a rivendicarli in quello che allora era chiamato movimento studentesco, ecco. E questa mia, non solo mia, insieme a tanti altri studenti di allora, diciamo, mobilitazione per ottenere nel mondo della scuola e della società in generale un'applicazione reale, un riconoscimento reale di quei diritti fondamentali, quindi libertà di pensiero, di espressione, a scuola, perfino a scuola, soprattutto a scuola, che invece in qualche maniera, si vede che è vizio antico, venivano osteggiati e venivano in qualche maniera ostacolati, come se non avessero diritto di esistenza nella nostra realtà, e invece erano contemplati in Costituzione e chiaramente indicati quali diritti fondamentali delle persone. Allora scoprire questo mi riempì di gioia perché io li praticavo come libertà mie personali perché le ritenevo esistenti e le sentivo dentro di me senza nemmeno sapere che erano codificati in quella maniera così netta all'interno dello strumento normativo più importante della nostra legge e quindi della Costituzione, perché a scuola non te ne insegnano. È E non te proprio ne forse proprio perché uno non se ne accorga o perché debba o per caso o per fatica o per convinzione accorgersene da solo e in quel caso poi finalmente li scopre e quando li scopre li pretende. Ecco, esatto. Il motivo che per il quale l'abbiamo invitata è questo, professore, perché noi nella nostra libera università, nel nostro percorso base che si chiama Scolagire, riteniamo che studiare la Costituzione sia davvero fondamentale perché nella nuova pedagogia l'attivismo sociale è un nodo centrale. E adesso vorrei proprio per questo passare alla domanda sul presente. Io so che lei è super attivo, è stato attivo con le marce della pace, ma in questo momento è promotore di un movimento. Sì? la marcia che ho fatto io, che propongo e che adesso Sì. fanno in tanti senza di me, si chiamava e si chiama Marcia delle Libertà. Delle La pace libertà. è importante, però quando sono partito in pericolo erano appunto queste libertà fondamentali Sì, che ho praticato esercitandole lì e dove e nel momento in cui erano vietate. Ecco cosa esatto, serve la marcia, a esercitare le libertà vietate e quindi marcia delle libertà, perché più d'una era vietata, quindi non vero. marcia per le libertà o per la pace importante sicuramente, in quel momento non era così, non era vista così in pericolo come lo è adesso, quindi io ho marciato con una marcia delle libertà. Prego, continui pure. Ma adesso è promotore di un movimento interessantissimo dal mio punto di vista, il movimento per l'astensionismo, giusto? No, si Costituzionale. chiama astensione costituente, se Ok, vuole astensione costituente. astensione Però costituente. meglio chiamarlo astensione costituente perché questo è Sì, anche il nome del sito web che esiste, porta questo nome, un'unica parola,
scritta tutta attaccata, se vuole potrà farla passare in sovrimpressione, lei o il regista, insomma, se è nelle vostre possibilità. Si chiama astensionecostituente.it ed è esattamente questo. Mi dica lei se vuole che gliene accenni. Sì, la prego, ce ne parli brevemente per capire, perché io No. sono rimasta folgorata quando ho visto di questa sua Sì. attività e quindi ce ne parli, la Ok, ringrazio. diciamo che le linee fondamentali si possono esprimere in 2 battute. Attenzione però che si tratta proprio di una strategia composta di tante fasi, tanti passaggi, tanti piccoli avanzamenti, proprio una serie di passi come se si trattasse di una scala a pioli, che sono però illustrati diciamo completamente o punto a punto in questo sito. E quindi è inutile che ve ne parli adesso perché la farei troppo lunga, anche se la visitazione del sito e l'iscrizione e l'apertura di un comitato per l'astensione costituente sono questioni di pochi minuti. Uno, prima di farlo, però è giusto che si informi, può farlo lì. Allora, in 2 parole, cos'è l'astensione costituente? Io quest'anno ho deciso a queste elezioni di non votare, pur avendo sempre votato in passato. Perché ho capito che il diritto di voto, pur essendo una conquista fondamentale, così come è diventato adesso, in sostanza si è trasformato in una sorta di simulacro, cioè di finzione di un diritto, perché l'abbiamo visto tutti, abbiamo votato tante volte e il nostro voto è sempre stato modificato, storpiato nel suo senso, laddove non si sono create le maggioranze politiche che ogni elettore sperava si formassero, votando il bianco perché non andasse mai col nero, il nero perché non andasse mai col rosso, il verde perché non andasse mai col blu, tanto tutti i colori sono occupati. E quindi in questo caso abbiamo visto come invece questa geometria variabile dell'accorpamento delle maggioranze in Parlamento ha molto spesso, se non sempre, tradito le aspettative degli elettori. Ma peggio ancora, il non senso del voto è stato accompagnato dalla nomina da parte di una persona, il Presidente della Repubblica, di un'altra persona che ha scelto lui, senza nessun tipo di inerenza, di corrispondenza con le volontà degli italiani espresse con i voti, e posto a capo di un governo al quale, e veniamo alla storia recentissima, al quale poi tutto il Parlamento si è unito per sostenere questa persona di scelta del Presidente della Repubblica, pur di non perdere i loro 20.000 euro al mese, di non andare a casa e di non tornarci alle elezioni. Bene, questo è il tradimento del voto e allora ho detto stavolta mi astengo. Tuttavia l'astensione costituente, quella che promuovo, l'ho pensata per dare un senso prima di tutto alla mia estensione. Perché votare o astenersi e basta sono 2 operazioni che non servono a niente. Votare non serve a niente, abbiamo appena detto perché. Astenersi e basta non serve a niente perché comunque chi vota forma lo stesso dà la possibilità a qualcun altro di formare governi, eccetera, che tradiscono il voto, ma comunque formalmente si parte dalle elezioni. Ecco, invece con l'astensione, siccome gli astenuti saranno non meno di 20 milioni, questa volta, 20 milioni di aventi diritto al voto, poco meno della metà del totale, voglio dare voce e occasione a questi 20 milioni di italiani e di italiane che hanno deciso come me per disamoramento, dovuto a motivi molto diversi uno rispetto all'altro, però accorpabili in non più di 8 categorie. Voglio dare occasione a questi qui di rendersi conto e quindi percepirsi come una forza enorme, non resistibile perché sono la forza veramente maggioritaria del paese e che avranno la possibilità attraverso i meccanismi strategici, i passi strategici illustrati nel sito, di incontrarsi, conoscersi, riconoscersi in presenza, attenzione, esclusivamente in presenza, e allestire quindi non tanto esercitare il loro diritto di voto, perché chi si astiene decide di non esercitarlo ed è un modo per esprimere comunque la propria facoltà legittima di partecipare alle elezioni. Esiste il votare per uno, il votare per un altro, esiste anche il non votare. Anche in Parlamento si astengono, no? Durante le votazioni, perfino in assemblea di condominio ci si può astenere. È assurdo pensare che non possiamo e non dobbiamo farlo quando non crediamo che ci sia qualcuno degno di rappresentarci. Allora questi 20 milioni di persone potranno esercitare, una volta rinunciato al loro diritto di voto, no al loro diritto, alla loro facoltà di voto, potranno esercitare il loro diritto di veto, il veto al posto del voto. Il nuovo governo, il nuovo Parlamento non potranno che fare altro
che realizzare quello che hanno già detto che faranno, cioè l'agenda Italia, o altrimenti detta agenda Draghi. Chiunque vincerà, questo lo dicono tutti, lo dicono i banchieri, lo dice la Nato, lo dice l'estero, non c'è null'altro da fare, non c'è nulla da cambiare rispetto a quello che è stato fatto, disfatto e distrutto, semmai rincarando la dose. Come lo fanno? Beh, il potere politico fa leggi, fa regolamenti, fa decreti, benissimo. Ognuno di questi, quando conterrà l'ennesima mazzata sui diritti e gli interessi fondamentali di questo paese, vedrà gli astenuti esercitare il loro diritto di veto. Si organizzeranno attraverso le formule indicate nel sito, quindi delle cellule piccole che sono i comitati per l'astensione costituente, che possono poi accorparsi in un organo, un organismo grande, anche nazionale, ed elaborare insieme, con una democrazia dal basso, le loro Strategie. proteste, Mm, mm. sempre lecite, sempre pacifiche, questo è fondamentale, sempre pacifiche e sempre pubbliche, sbarrando la porta all'ingresso delle misure liberticide che verranno proposte, la cui ultima sarà quella di far desiderare agli italiani la guerra piuttosto che tutte le penurie che ci faranno assaggiare questo autunno e questo inverno. Penurie che sono quelle che hanno determinato questi signori ad anticipare le elezioni, perché se avessero aspettato la scadenza della primavera del 2023, andando a votare gli italiani, dopo queste penurie, sta lacrime e sangue che ci aspettano sul piano energetico, riscaldamento, prezzi, tariffe, tasse, eccetera, eccetera, altro che astenuti. Penso che il 90% non ci sarebbero andati e forse si sarebbero presentati anche questa volta quei forconi, come si dice, sotto i palazzi. I signori dei palazzi non vogliono rischiare questo, quindi anticipano di qualche mese, prima di averci fatto assaggiare la frusta, il momento delle elezioni, e così si garantiscono, si blindano addosso altri 5 anni di strapotere incontrollato, che l'amico del Presidente della Repubblica, che sarà di turno, potrà essere Draghi, un altro farà le stesse cose, andrà a determinare alla faccia del voto di chi ancora. Certo, certo, grazie professore. Ma allora uso la terza domanda per dare una speranza, quella del futuro. Quale sarà il ruolo della Costituzione nel mondo che verrà? Il ruolo della Costituzione del mondo che verrà, cioè del futuro, è nei programmi dell'astensione costituente. Non a caso si chiama costituente. Il percorso che l'astensione fa e che farà diventerà costituente nel momento in cui, attraverso questo esercizio sistematico del diritto di veto da parte degli astenuti organizzati, una cosa che non ha precedenti in tutto il mondo, quindi non consente di giudicare questa astensione con gli esempi di estensione del passato. Questa è una cosa nuova e diversa, ha per obiettivo la necessità di far funzionare tutto quello che i poteri legislativi, governativi e forse anche giudiziari pretenderanno di imporre con una forza nascente secondo loro dalle elezioni, ma che sarà stuprata l'ennesima volta, e Certo. quindi si scontreranno contro questo sistematico diritto di veto, il quale paralizzerà il sistema. Nel momento in cui il sistema sarà paralizzato da 20 milioni di persone che costituiscono una massa unica, che nessun partito, nessuna coalizione può sperare di avvicinare nemmeno lontanamente attraverso il consenso elettorale, da questa paralisi sorgerà inevitabilmente un momento costituente senza passare dal sangue, perché nel momento in cui c'è una paralisi dello Stato bisognerà rifondare le regole essenziali della convivenza civile, cioè la Costituzione. Prenderemo la nostra su base di partenza e le toglieremo tutte quelle parti che l'hanno trasformata in uno strumento contro il popolo anziché a favore del popolo, contro le minoranze e i deboli anziché per garantire le minoranze e i deboli, e invece, come fa adesso, è diventato uno strumento per garantire la forza dei palazzi. Quindi costituente sarà perché nascerà un'assemblea costituente attraverso un meccanismo procedurale che non è quello del 148 della Costituzione. Quella parte della Costituzione verrà superata grazie al meccanismo del superamento, anche nel 48 è successo così, del superamento di una
tragedia nazionale in questo caso sarà mondiale, perché insomma è tutto il mondo nelle condizioni nostre, no? Cercheranno di toglierci tutto, e da questo pericolo alla convivenza civile nascerà lo strumento dell'Assemblea Costituente, che verrà nominata e indicata dagli stessi comitati, che sono le strutture in fase di rapidissimo allestimento. Tutto questo attraverso un'attività assolutamente pacifica, non violenta, necessitato dalla necessità, e però naturalmente con una bella dose di divertimento, perché io immagino e creo queste cose che sono frutto forse della mia divergenza. Attenzione, divergenza ha una radice comune alla parola divertimento. È Non si vero. può divertere se non ci si diverte, e non ci si può divertire se non si diverge. Professore, io guardi, sono molto commossa dalle sue parole. La ringrazio veramente tanto di aver trovato un po' di tempo per stare con noi. Saluto il pubblico, ma lascio a lei un saluto per i nostri ascoltatori. Ci dica Grazie, grazie a ringrazio voi. lei, Grazie. apparato, ringrazio gli ascoltatori, saluto tutti con un abbraccio. Grazie, ciao. Grazie, grazie a tutti, arrivederci.